Forza Modena, Forza Emilia, mettiamoci anche la Romagna qui in via Veneto che ricorda qualcosa di Felignano, che è più Romagna che Emilia. Proprio così. Ecco, però Questa è comunque una via, la via Emilia è comunque romana e quindi io sono arrivato qua grazie ai romani che mi hanno voluto. Monsieur Madama, ecco a voi lo chef Madama, scritto qua Franco Madama, non so se si legge in sovraimpressione, e la signora Madama come sta? Lei sta molto bene, lei è fedele a Modena e sta là. Insieme a Vasco, compagnia bella. Vasco sta un po' più in alto. Vabbè. Insomma, comunque sulle colline. Si è visto in TV, insomma, ha bucato il video, insomma, recentemente con Modena Park. Sì. Bene, no, stiamo scherzando, ma in realtà, come dire, noi che magari siamo emiliani romagnoli, no? Sì. Come dire, viviamo il posto, poi magari escono dei libri dove, ad esempio, scrivono, no, di cibo e di vini abbinati al cinema e quindi abbinano Fellini al Lambrusco, quando magari forse sarebbe meglio abbinarlo con i vini qui dei colli romani, perché ha vissuto qui, ha girato i suoi film qua, è vero, certo. È romagnolo, però devo dire a noi romagnoli il fatto che sia abbinato al Lambrusco, insomma ci sembra un po' strano, sì. Però sì, è questo per in quegli anni il Lambrusco era un vino internazionale, ma ancora oggi è il vino più consumato nei supermercati, e quindi se qua c'era il cinema probabilmente le due cose erano no, ma c'è questa idea, insomma, ci vedono da lontano e quindi come dire, siamo molto vicini visti da lontano. Ma anche quindi comunque l'Emilia è per gli stranieri una grande garanzia. Tutti i clienti che hanno una clientela internazionale, quando sanno che vengo da Bologna, da Modena, tutti considerano che Castelfranco, no? Qual è proprio la località? Io sono nato a Bologna. Però abito a Modena grazie alla mia sposa. Ecco, lei che è modenese. Poi Fini che era il ristorante 2 stelle Michelin dove la domenica sera c'era un cliente fisso, c'era un cliente, mi raccontavano, c'era un cliente fisso che ai tempi, adesso chiaramente non c'è più, non è possibile, ma ai tempi in cui avete il Fini, in tempo di storia, c'era un famoso chef che la domenica sera evidentemente era chiuso e doveva essere, come molti modenesi, da Fini, si chiama Massimo Bottura. Questo l'abbiamo scoperto, lei poi magari si ricorda, era sicuramente più giovane. E quindi bene, mi fa piacere, insomma, questa cosa che tra l'altro ci farà riflettere perché sta nascendo una directory, qui vogliamo anticipare da Roma, da Via Veneto, dall'hotel, tra l'altro Grand Hotel Via Veneto, che insomma è nata una directory, quindi una praticamente lista di ristoranti, alberghi, anche pub, pizzerie gourmet, da Milano a Senigallia, lungo la Via Emilia. Ecco, Via Emilia Best. E quindi mi sono inventato un premio adesso in questo momento, quindi lo dico in anticipo, lo posso già confermare, perché ci sono anche gli chef della Via Emilia, che come dire, fuga di fornelli, non so come vogliamo chiamare, ci sono anche quelli che sono fuori porta. Ecco, non so se ce ne sono degli altri, intanto uno ce l'abbiamo qua. La prima stella sulla Via Veneto, perché la Via Veneto chiaramente ci vorrebbero venire tutti, hanno appena fatto un film dove entrano praticamente qui vicino Baglioni Regina, è un film attualmente nelle sale, ma anche a rotazione, comunque tutti gli altri alberghi comunque sono 7 cinematografici, poi chiedi alla reception, non lo sanno, ecco che in realtà è uscito un film perché siete chiaramente sempre. Ecco, quindi gli attori frequentano come clienti, i registi girano appunto dei film e quindi il best chef è fuggito, diciamo, dalla Via Emilia dopo esperienze. Ma la porto nel cuore, ad esempio c'è uno dei piatti più simboli che si chiama Racing. Si chiama Racing, cioè Racing. Sì, sarebbe un tortello Racing. Scritto Racing. Sì. Racing. Ed è proprio un piatto quadro che è ideato tra la Food Valley. Così di questo formato qua? Intanto è nato tra la Food Valley e la Natural Valley, quindi tra Parma e Modena. Food Valley e Natural Valley. È in mezzo, quindi tra Motor Valley e Natural Valley. E quindi abbiamo i motori, abbiamo gli ingredienti dell'Emilia.
sulla dimensione c'è il 20x20, 20x40, 40x60, perché ispirandomi all'arte io vado di tavolozze. Quindi Ecco, quindi ci sono le mezze porzioni, ci sono le tapas, non so come, cioè lo stesso piatto può essere, no, ordinato leggero, no, pesante, quindi come vedete, insomma, il nostro caro Franco Madama, poi dai tempi del Fini, 2 stelle Michelin, poi c'era anche il 5 stelle, tra l'altro albergo che ora non c'è più, ecco, adesso magari c'è un ristorante con 3 stelle a Modena, ma mancano gli alberghi. sì. Può essere insomma una battuta. Ecco, e quindi bene, quindi complimenti allo chef che ha portato finalmente la stella in Via Veneto, non sto dicendo nulla di male, no? Altre stelle ce ne sono in Via Veneto, a parte quelle degli alberghi, ecco, che sono chiaramente tutti 5 stelle lusso, quindi la stella Michelin è arrivata grazie al modenese, bolognese, comunque emiliano, ecco, lo dico io che sono romagnolo, spezzo una lancia a favore chiaramente della Emilia, di tutte queste valli, eccetera eccetera. Bene, quindi già il secondo anno confermato, quindi questa è la prima stella ottenuta nell'edizione 2017, siamo già alla 2018, anche Man of the Cities conferma questa classifica delle grandi città d'Europa, in Italia sono calate, adesso sono solamente Milano e Roma, Roma e quindi Roma Magnolia c'è sempre la sua stella, Cracco è sparito col vecchio ristorante, però ne ha aperto uno nuovo, siamo sicuri che ritornerà alla grande, insomma, ecco, sicuramente merita. E quindi bene, ma come è avvenuta questa cosa, questo passaggio? tra Modena e Roma? Roma è una grande città, una città internazionale, e quindi dove io posso avere una clientela più vasta che può apprezzare, insomma, la mia cucina, ma al di là di quello, amando l'arte, sono venuto in una città dove l'arte c'è da 2000 anni, ce la sono inventati i romani. Ecco. Quindi noi siamo tutti, diciamo, figli dell'impero romano, no? E quindi, certo, quindi sono venuto alla fonte. Certo che avere una moglie che insegna a scuola dell'arte, insomma, a Modena, la signora Madama è rimasta a Modena, e quindi si vedono solo il lunedì e la domenica. Il lunedì, come prima, qua non è cambiato nulla, cioè, più o meno. Il lavoro dello chef è totalitario, quindi ci sono i giorni di lavoro e i giorni di riposo. Bene, è chiaro che Roma dà chiaramente le garanzie in più, ma va detto che qui questo albergo in Via Veneto, che prima si chiamava, era la compagnia... È sempre stato Grande Via Veneto, ecco. E ha avuto un brand in precedenza, ma ormai sono una cosa orientale, cosa, ecco, hanno tentato, ci hanno provato, anche bravi chef indubbiamente, ma solo il qui presente Franco Madama c'è riuscito, quindi bene, questo ci fa molto felici, e quindi chiaramente è stata fatta una proposta indecente, ecco, quindi lei l'ha accettata, mi sembra di capire, quindi, ecco, va detto sinceramente, anche perché lei poi ha portato la stella a Parma, insomma un ristorante che poi ha aperto la strada anche a un certo tipo di cucina progressiva, senza nulla togliere la cucina di Franco Madama, che è una cucina assolutamente originale, ecco, perché si trovano cose, devo dire, di grande livello, molto basiche, molto da scuola dell'Alma, no? Questi chef tutti della scuola dei Marchesi sono usciti chiaramente bravissimi, essere originali è un'altra cosa. Certo. Ecco, e su questo lavora appunto Franco Madama, con questo chiaramente io sto facendo questo reportage a Roma in Via Veneto, e quindi, ecco, quindi c'è stata questa proposta dai signori Acampora, dico bene? Ecco, che è una famiglia, un cognome abbastanza presente, devo dire, anche se poi non so se sono parenti, ecco, però mi sembra dalle parti della penisola sorrentina, poi controlliamo e vorremmo sapere. Qui ci sono gli Acampora, sono dei collezionisti d'arte, si occupano mi diceva, di distribuire prodotti italiani nel mondo, e quindi hanno questo fiore all'occhiello, quindi direi... poi di questo albergo che ha 5 stelle lusso di Via Veneto, quindi... niente male, c'è la spa, c'è un altro ristorante di cui lei sempre si occupa, le colazioni, chiaramente, tutto quello che quindi diciamo lei ha accolto, diciamo, questa proposta, si è trasferito appunto a Roma,
e quindi nel giro di poco tempo ha ottenuto questa stella Michelin che è stata riconfermata, poi quella della Michelin chiaramente dai tempi del Fini immagino non si siano dimenticati di lei, ecco, quindi sono bravissimi. ecco, Fini è stato tra l'altro il ristorante con la stella Michelin dal primo anno di pubblicazione, quindi ancora oggi risulta il ristorante per più tempo con le stelle Michelin. L'altro è la clinica gastronomica che è lì vicino alle sue parti, Ronaldo, la clinica gastronomica, non lo conosce nessuno, però insomma, questa è la storia. Quindi veniamo un po' alla sua cucina, che qui, non so, si può spiegare? Si riesce a spiegare o bisogna proprio venire a provare la sera? Sicuramente sia la sera, sempre la sera. E spiegarla si può spiegare, ma la prova, la sperimentazione è poi quello che viene meglio, perché nella prova uno vive tutta l'esperienza. La prova del 9 chiaramente è qui in via Sicilia, tra l'altro si riesce anche a parcheggiare molto bene perché adesso la sera, ecco, quindi insomma i ristoranti in centro a Roma come in tutte le grandi città hanno questo grande problema. Devo dire che qui dalle parti di via Veneto comunque devo dire ci sono delle buone possibilità. La sera perché chiaramente tutte le ambasciate, tutte le poi il sabato sabato proprio spariscono tutti e quindi insomma ecco, quindi ci fa piacere segnalare con un ristorante dove comunque puoi andarci, ecco. È bello che il ristorante, come ho visto a Ginevra, insomma, ottenga le stelle chiaramente con i clienti del posto, ma poi, come dire, se esplode, poterci arrivare chiaramente è importante, comunque è una come anche per riuscire a prenotare. Quindi poter prenotare, poter accedere appunto a un ristorante, in modo che la clientela che comunque innalza i livelli di questi ristoranti possa, come dire, andare, perché poi se i clienti che arriveranno poi dopo il successo sono quelli che prima aspettano di vedere, è chiaro che i ristoranti non potranno mai, come dire, diventare celebri, quindi si parte sempre da zero. Ecco, quindi è abbastanza importante questa è un'avventura che ha 2 anni, poco più di 2 anni, quindi siamo è recente e quindi chiaramente ci dovevano essere i primi, ecco, quindi i primi che chiaramente hanno fatto sì che chiaramente ci arrivasse a questo livello. Quindi dai, parliamo di un piatto, a parte quello che abbiamo già detto prima. Il racing. Allora, per rifinire la mia cucina è una cucina di interpretazione da un punto di vista artistico, cioè le cose che nella vita danno bellezza per me sono anche energia. Questa energia attraverso il pensiero per me viene tradotto nella cucina, che è il mio linguaggio principe, e quindi soprattutto nella presentazione si vede appunto questa nota artistica che quindi è molto particolare, distintiva, ecco. E poi dopo, passando alla degustazione, si completa l'esperienza, perché il centro è sempre la cucina. E quindi per dire i miei piatti, non so, c'è il blu, c'è il muschio, il grano riflesso, perché è una seconda versione, ci sono i sassi, c'è impero, sono tutti sono titoli di si mangia tutto quasi, tranne la tavolozza. Ecco, il resto è tutto mangiabile nella cucina appunto di Madama. E quindi si parte comunque da un'idea di ingredienti, da dove si parte? O si parte proprio dall'estetica? Da un'idea, cioè quando si parte da un'ispirazione non è più mettere insieme degli ingredienti, ma sviluppare ciò che nel pensiero, l'associazione che è venuta nel pensiero. Un piatto, facciamo l'esempio di un piatto che adesso lei ha realizzato, ma c'è stato un momento in cui è stato... Proviamo ad esempio a parlare del grano. Allora, il grano è campagna bolognese, alla sera al tramonto, io e lei guardando dalle parti di Fico. Campagna bolognese non c'era ancora, ecco. Non c'era ancora il cab. Io e lei davanti al campo di grano con i papaveri, estate, sera, io e lei pensando al mare, profumo di sale, e arriva il grano, e quindi un'associazione di
del mare, c'è della terra, c'è il cioccolato, c'è il parmigiano reggiano, c'è l'anatra, e il polipo, il lampone, tutte cose che dal punto di vista visivo è un quadro. Questo è stato quindi è stato folgorato d'estate Sì, sono dei flash, in una... cioè, cose così non vengono perché voglio mettere insieme, è perché ho un'idea di un profumo, di una sensazione e la esprimo. Bene. Quindi dietro un grande chef c'è una grande donna, la signora Madama, chiaramente. Poi abbiamo un sommelier. Sì. Abbiamo anche una sommelier, Sì, una donna, ecco, che poi le donne sono bravissime, appunto, non so, forse hanno più naso, non so, quindi abbiamo, Ci sono bravi uomini sì, vabbè. Sì. Che sta andando via. Ecco, quindi ha lavorato, cioè comunque finora ha mantenuto, Sì. quindi è una sommelier e quindi poi abbiamo comunque un altro sommelier in arrivo. Quindi, vabbè, siamo al momento del cambio e quindi altre cose possiamo dire del ristorante. Allora, aperto solo la sera, non la domenica e il lunedì, infatti io sono qui il sabato sera altrimenti non avrei potuto chiaramente incontrare lo chef perché altrimenti sta a Modena. Sì. Al mattino prendo la Frecciarossa e... Ecco, quindi tac. Quello è un Frecciarossa che ferma a Modena o bisogna cambiare a Bologna? Cambio Bologna. No. E poi ci sono degli orari in cui ferma anche Lo so. la mattina presto. Io parto presto. Ecco, vabbè. E bene, con questo quindi... ecco, Magnolia è un nome che... Magnolia è un nome che ha più significati. Beh, intanto il più semplice è che Via Veneto è pieno di magnolie e quindi un po' quello. Poi il Magnolia, essendo un petalo a 6 petali, e esprime ogni petalo il significato di un senso, no? E dato che anche la mia cucina è una cucina molto coinvolgente, allora nel Magnolia c'è un po' tutto questo. Vabbè, città che vai, Magnolia che trovi, insomma, è forse il nome più stellato in Italia, ecco, Sì, dato con Cesenatico e Forte di Marmi, qua non so se saranno sicuramente degli altri. Soddisfazioni personali qui in Via Veneto, ce ne sono state tantissime, sia a Modena, da Fini, come appunto a Parma, all'inchiostro, immagino. Adesso non so se è venuto anche Vasco, lei ha mai cucinato per Vasco Rossi? Non penso, Pavarotti. direi di no. Pavarotti. Sì. Sono qualche personaggio sicuramente anche internazionale. Tipo? Possiamo dire? Adesso mi viene in mente, vabbè, ad esempio qua. Vabbè, non so se gli artisti hanno piacere di sapere che vengono. Vabbè, ormai sono, insomma, perché dopo sono frequentatori, tornano. Qualcuno sì. Va bene, non so se si può dire, non so, qualche bella attrice o qualche bravo attore, non lo so. Bene, vengono. L'ultimo che è venuto qui direi Tiziano Ferro, l'ultimo artista che è venuto qua, ce l'ho in mente, poi ne arrivano. Qua a Roma poi ce ne sono tanti di attori. Qui è normale amministrazione. Altre soddisfazioni invece che ha avuto nella sua carriera? Ma io adesso la soddisfazione che ho qui nell'essere a Roma è che è una città che mi ispira, ecco. Quando io magari la sera finisco il servizio, in tarda notte faccio una passeggiata per il centro e non c'è nessuno, perché di giorno è fette così di turisti, certo. Di notte non c'è nessuno ed è stupenda, cioè vedere Roma di notte. È un museo a cielo aperto e io che mi arricchisco di questa esperienza, anche della luce, di vedere le luci diverse. Cioè, la luce è molto importante anche perché fa vedere le cose in diversi aspetti, quindi... Questa è una grande soddisfazione, vivere a Roma, vivere qui, perché poi mi sembra che lo chef Franco Madama abiti proprio in Via Veneto, quindi cioè, il ristorante è in Via Toscana, via Sicilia, insomma, comunque sono tutte vie delle regioni, quindi qui attorno, qui sarebbe Via Vittorio Veneto in realtà. Che non c'entra nulla, quindi, però ecco, i nomi delle regioni comunque insomma, sono tutte qua intorno. Ecco, anche per quello che poi si chiama Via Veneto, ma in realtà è Via Vittorio Veneto. Quindi è forse una gaffa che hanno fatto.
È mai capitato in cucina di fare un errore e poi magari è diventato successo? Tipo la pizza, cioè per esempio la margherita sbagliata di Franco Pepe. Sì. È un grande successo, non so se lei ha avuto modo di vederla, come dire, è un piatto praticamente, Sì, è un un piatto, piatto famosissimo. Lei ad esempio per errore ha mai fatto nulla che poi magari si è rivelato un successo? No, perché Non ancora. quando io È troppo preciso. in realtà no, cioè, perché esprimo quello che sento, quindi quando mi metto davanti alla tavolozza bianca io parto e vado diretto non per errore, ma perché devo sviluppare come dicevo, un pensiero, quindi di solito è qualcosa di maturato, non è una cosa impulsiva e quindi è così. Bene, vi salutiamo da Via Veneto Grand Hotel con lo chef Franco Madama. Saluti.